Domenica mattina il governatore Luca Zaia si presenterà con qualche minuto di anticipo sull'apertura dei seggi alla scuola elementare San Francesco di San Vendemiano per essere tra i primi a dire di sì all'autonomia del Veneto. Cercherò di essere lì e magari a 7 meno un quarto, è anche un modo per dare un segnale, per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, perché è stata una dura fatica organizzare questo referendum e anche perché i cittadini vedono che i seggi si aprono alle 7. Sono 4,5 milioni le schede stampate per il referendum, altrettante le ricevute che saranno consegnate a chi si reca a votare, mostrate oggi dal governatore in anteprima. La soluzione è stata decisa dalla Regione per supplire al mancato timbro sulla tessera elettorale, il cui utilizzo non è stato concesso dal Ministero dell'Interno. C'è il problema del quorum, siamo 4 milioni e 76 mila aventi diritto al voto, dei quali 330 mila sono all'estero, quindi è un 8% di cittadini che fanno quorum ma molto probabilmente non riusciranno a votare. 50% più 1 dunque più difficile da raggiungere rispetto ai consueti referendum nazionali dove i residenti all'estero vengono conteggiati a parte. Ma Zaia non se ne preoccupa e si mostra sereno, tornando indietro assicura rifarei tutti gli stessi passaggi. Io il mio dovere l'ho fatto, ho messo nelle condizioni veneti di potersi esprimere, è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che si celebra un referendum come questo, l'opportunità c'è, adesso spetta a noi veneti coglierla. Dall'altro ricordo che se il 50% più 1 degli elettori non va a votare il referendum non è efficace.